In via Mughina a Nuoro sono iniziati i lavori di ripristino dei luoghi danneggiati dall'alluvione del 18 novembre del 2013 causata dal ciclone Cleopatra, un intervento che comporterà la chiusura della strada che conduce dal capoluogo Aoliena a Dorgali Orgosolo per un mese. L'intervento è iniziato martedì con l'interdizione al traffico dalla porzione di via che va dall'intersezione con la strada provinciale 58 alla strada di circonvallazione che mette nella galleria di Mughina, una struttura chiusa per i problemi di sicurezza riscontrati in attesa di ricevere un intervento di riqualificazione che ne consenta la riapertura. In questi giorni, dopo qualche iniziale problema, il traffico si è stabilizzato con le auto che intendono raggiungere il capoluogo da Oliena, Orgosolo e Dorgali che impegnano la vecchia statale 129. Un percorso più lungo e su una strada tortuosa che sta creando qualche problema a chi quotidianamente si reca nel capoluogo barbaricino per lavoro o per impegni negli uffici pubblici, o che deve mettersi sulla 131. In città, in via Lecciusa e in via Ballero si è registrato un aumento del volume di traffico veicolare, specie la mattina o nel primo pomeriggio, ma senza che siano stati registrati eccessivi inconvenienti. Certo, il combinato disposto dalla chiusura di via Mughina e della galleria rappresenta una difficoltà in più per chi voglia raggiungere quei paesi. Il cronoprogramma dei lavori fissa la loro conclusione entro 30 giorni, quindi alla metà di marzo la situazione dovrebbe tornare alla normalità con la riapertura di via Mughina al traffico veicolare e la fine delle limitazioni anche per i residenti, oltre che per gli automobilisti.